2811 volte grazie alle mie concittadine e ai miei concittadini. L'hanno votata 7 cittadini su 10, secondo giro di Martini per Rossano Veneto, riconfermata primo cittadino col 71,02% delle preferenze davanti a Paola Ganassin, Lega Liga Veneta, col 15,92% e Gilberto Trevisan, Progetto Rossano, col 14,7%. È stata una vittoria incredibile, ci speravo tanto, ci contavo, ma non con questi numeri. È stato il suo il primo comune ad ufficializzare il risultato finale e in queste immagini la reinvestitura ufficiale ieri sera in aula consigliare. Un risultato personale e di lista che getta già le basi per il prossimo mandato che dovrà essere in linea col precedente e un nuovo corso che partirà dal lavoro, che penserà a una nuova piazza e al teatro. Eletto il sindaco, si pensa però già alla giunta, anche qui in linea col passato recente. Vorrei riconfermare gli uscenti, però siccome ho promesso alla mia squadra di lavorare insieme, ne parleremo insieme. Quello che io chiedo è tempo, perché una persona che è chiamata a fare l'assessore deve dedicare del tempo a questo ruolo.